Voglio, eccomi qua. Ne ragazzi avvia sta webcam, cioè per la prima volta che bella e buona non era avviata la webcam, vabbè, sempre inizi molto particolari per noi e niente, voglio, eccomi qua. Sto ridendo un po' russo perché mi sto bevendo un mio bicchiere di vino perché oggi mi mangio mangiato pochi salami, quindi ci sta bene il vino. Non vi preoccupate che non mi ubriaco, quindi andate tranquilli. E niente, no, che cazzo Ah, ecco, vabbè, passiamo ai saluti subito perché farò dei saluti un po' più particolare, no? Nel senso che saluto chi là che mi ha segnato un po' fogliettino e poi non ce l'ho fatta a segnare altri sul fogliettino e quindi l'ha già legge la coppa computer, quindi andiamo a fare una cosa a metà e metà, no? Vabbè, detto questo, ha già salutato prima a Raffaele Asprinio che l'ha salutato, quindi ho promesso lo salutavo per primo insieme a Marco Naso, nata a Casa Caruto, che anche lui segue sempre le dirette. Poi c'è sta Gennaro Di Costanzo, Lorenzo Migliaccio dalla Svezia, che veramente saluto in maniera veramente particolare perché Lorenzo Frada sta in Svezia, voglio dire, Luigi Musto, poi ci sta Giuseppe Mastro Giacomo, Mario Cantone Catena Freva, Catena Freva, noi gli auguriamo una presta guarigione, e poi ci sta Carlo Viesti, Valentina Catanzaro, Antonio Pellegrino che ci tiene sempre particolarmente a far salutare sua mamma, che lui la chiama simpaticamente Nunzia a Sarturella perché fa la santa. Che fa una battuta in coppa Nunzia a Sarturella, ma io Nunzia una battuta in coppa a Sarturella, non lo so, hai stoffa da vendere, perché so che si è venuto in mente la prima scusate perché la stoffa ovviamente in doppio senso che poi penso che l'avete capito che cazzo, non penso che ve lo devo spiegare. Poi ci sta Vincenzo Esposito, saluto insieme a Salvatore Super Sciallo, a così mi ha scritto io così vi dico, non ci chiamano Super Sciallo, e il Rosario Calise, sono tre amici Poi c'è sta Vittorio Nocidio e Mariano Tramontano, che pure loro ci seguono sempre per la live, perché mi ricordo che stanno sempre che si fanno salutare, e Dario Prince. Poi, allora, questi qua sono quelli là che ho segnato sul foglio, però mo ci stanno di qualcuno che sicuramente mi ha scritto su Facebook, io provo a salutarli uguale, ma voi sapete che sono impedito, no? Per esempio, mo sto cercando di rapire Facebook, no? Sto cercando di leggere Facebook, ma è una tarantella, che comunque due cose insieme non mi riescono bene. Poi mangio pure il mio bicchiere di vino, quindi la vedo un po' dura. Comunque andiamo a vedere se ci riesco a leggere i nomi di chi cazzo mi ha scritto con la salva. Che poi si deve girare, devo dire la verità, perché mi scrivete proprio sotto sotto, cioè si deve girare che faccio tardi a fare live, vabbè, chi ci sta più? Aspetta, già leggere i commenti perché a cam mi scrivete questo che vi devo salutare. Cammina Esposito, mi pare che l'ha già salutato. Vincenzo Esposito l'ha già salutato, non ricordo. Chissà che ti chiamata ieri un gol, perché ma che colore era chi Luca Zuna? Non lo so ieri, non mi ricordo come giusto da ieri, vabbè comunque questo è un momento che non c'entra. C'era saluto ma, Emanuele Sanselmo si chiama, poi c'è sta Nicola Bencivenga, Riccardo Simonetti, lo saluto, Michele De Vai per cent'anni, io saluto, Santo Angelino, Sara Dion, saluta tutti i ragazzi di Quarto e Licola, oggi saluta tutto Quarto e Licola, e poi ci sta più Marco Nas Gialagile, no, Davide Profeta Pigneri lo saluto, Michele Menna e chi si muove, ci saluta tutti quanti credo, ma per chi ci sta in diretta, voglio ma per se Forza Azzurri riesce questa volta dopo un paio di settimane che non riesce a commentare per primo e niente, già fatto manca che stavolta è terzo, purtroppo è terzo Forza Azzurro, devo dire con un po' di rammarico non riesce più a essere primo e niente, voglio comunque io spero che state bene, voglio questo è stato un lungo di particolare per me perché è stato un lungo di poche merda, devo dire, però fondamentalmente a città stasera faccio la live e mi tranquillizzo, mi rilasso un po' con voi. Meno male che c'è la live, perché lunedì è sempre una bella cosa stare qua a parlare con voi, così mi sfogo, dico tutto stronzate e quindi non mi sfogo, si caccio tutto quello che so. Vabbè, comunque, Mario Cantone l'ha già salutato, Lorenzo Migliaccio ci stanno. Alessio Enigma che dice salve Girono, ho una svolta, addirittura una svolta, domani vado al tuo amato MD e allora, sai sa cazzi vari e cioè, pensavo chissà quale svolta fosse questa qua, comunque fa piacere che vieni a trovarci all'MD. Fabrizio Farro, eccomi tornato. Fabrizio Farro che mancava da un po', effettivamente non lo leggevo da un po'. Vincenzo Abbagnano, già c'era un saluto dalla Svizzera, grandissimo Vincenzo Abbagnano, ma noi siamo abbastanza internazionali, poi lascia stare che ci segue un'allicola, no? Però comunque Svizzera, Svezia, frate, stiamo diventando internazionali, che oramai si vede.
Vale Catanzaro, c'è sta pure in diretta, non me l'aspettavo che stava in live, che dice, ci mancava Forza Azzurra, mi stavo preoccupando anche io, no? Forza Azzurra veramente è una fissa presenza, veramente, poco Forza Azzurra, si sei voi, io dico proprio in diretta, proprio, io anzi, a Giada colgo l'occasione per dire questa cosa, ogni tanto a me mi piacesse invitare qualcuno di voi proprio, che partecipate sempre alla live, in diretta, però non vado a mettere scuola, cioè che io già mettere scuola, diceva, no, ma non, no, ma facciamo, vado a mettere, non è che vado a mettere un pesce a fuoco, no, per dire i maschietti, no, le donne nemmeno non sanno mettere il sapore, è una cosa così, no, che uno proprio conoscere, proprio vorrei che facci, no, io proprio mi verità a me, io parlo se, proprio vorrei pure faccia un euro ogni tanto, per dire, le capi che le Forza Azzurra, che poi si chiama Nicola Bencivenga, vabbè. Comunque, buonasera alla mia splendida famiglia, dice sempre Valentina Catanzaro, di Case Cadute, e buonasera al nostro egregissimo capofamiglia Caruto Fabrizio. Io sono onorato di essere stato eletto capo, ma io dico sempre, il capo è sempre Carlino, io faccio solo le sue veci qui sulla terra, è come Dio, no? Carlino è un essere che non sappiamo manco se effettivamente esiste, no? Nella realtà, diciamo, in carne ed osso, noi l'abbiamo sempre visto in televisione, non sappiamo se effettivamente lui esiste, però comunque diciamo, io sono come un papa, va? Diciamo il papa per il casacarutesimo, no? che oramai è una religione, quindi io mi permetto di dire che io sono il papa di questa cosa, però Roberto Carlini è Dio, cioè quindi sono il suo umile servitore, quindi questo voglio ricordarlo perché voi pensate che sono io, no, invece io devo tutto a Roberto che diciamo, mi ha insegnato tutta la casacarutaggine, mi ha trasmesso tutta la casacarutaggine che lui ha e quindi veramente onore a Roberto Carlini. Comunque, chi è che muoviti? No, io già sto qua, ho già fatto un minutino in ritardo, però sto qua. Lorenzo De Angelis, buonasera Fabri, poi saluto, abbiamo facile emozione quando mi ha chiamato Fabrizio, no? Perché non sono abituato, cioè, non sono abituati più a essere chiamato Fabrizio. Oramai era un nome che diciamo, quasi quasi quando mi chiamano per esempio Fabri, cioè, quasi quasi non mi giri più perché non mi chiama più nessuno così, no? Dai tempi dell'elementare, no? Ancora ci chiamavano per nome, no? Magari ma sono cagagliano stasera, non so stare il vino. Comunque, no, dico, all'elementare ancora mi chiamavano Fabrizio, no? Dopodiché, passati alla scuola calcio, no? Perché penso che parecchi di voi anche no? O frequentano o hanno frequentato, quando uno è piccino il canavolo a scuola calcio, no? È una cosa classica, diciamo che è. E quindi io a scuola calcio già cominciamo a chiamare cognome, perché poi l'allenatore ci chiamava cognome, a noi, no? C'è Cerrone, Vattucci, Damiano, e allora cominciamo a ci chiamare, e io sono diventato Cerrone, e non è, cioè, oramai sono Cerrone, questo sono diventato, vabbè, comunque, dopo mi fa piacere, mi piace il cognome, ora mi sono abituato. E lo dico, quando mi chiamano Fabrizio mi emoziono. Comunque, Lorenzo De no, buonasera Fabio, puoi salutare me e la prima M del liceo Peano, grazie. Voglio, allora, Peano, magari un paese, no, scusami, sono un po' ignorante, Peano, non lo so, comunque Peano, la riscoperta del paese. Comunque, saluto la prima M di Peano, del liceo. Ah no, il liceo si chiama Peano, io figurato, smaggio per più, perché incomincio a dare i numeri. È buono questo vino, e devo già essere sincero, è un vino no, di pianura, sempre di pianura, cioè io lo compro a pianura, non è di pianura, e non so lo è sto vino, come è buono, Manduria si chiama, fatto bene. Allora, Mary Devil, buonasera, grande Mary, ti saluto. Fabrizio De Faro dice, ce l'ho mancato a casa, hai scritto a casa, cioè, oramai c'hai il lapsus che scrive casa o poste causa, che è una casa caduta ovviamente, causa di impegni lavorativi. Infatti, visto che faccio un professionale, tra parentesi alberghiero, sono andato a lavorare e stavo speruto di vedermi live. Ma vabbè, tu sai, come sempre, noi il lunedì siamo qua, se non è lunedì e martedì, comunque fa piacere che si speruto di vedere questa live a me fa sempre piacere, io qua mi diverto, oramai con questo facevo proprio studio, facevo tipo uno studio, 4-5 invitati, no? Tipo Maurizio Costanzo, che tra l'altro ieri, a me, voi sapere che, non so se conoscete Maurizio Costanzo Show, no? Questo programma che faceva all'epoca quando ero più piccolino, aveva fatto per 100 anni, ha fatto questo programma, non è che cioè, pure mamma ma era piccolo quando faceva Maurizio Costanzo, però è un programma che a me piaceva tanto, perché mi teneva compagnia, faceva la sera, no? A Canale 5 dopo i film, no? Dopo le partite della Coppa dei Campioni, e mi volevo finire l'una la notte una casa caruta, e giustamente tornavo, tenevo su e volevo a scuola, no? Però mi faceva compagnia, mi piaceva, era un programma che mi piaceva passare, infatti guarda, c'era pure confessare che il mio sogno
Ovvero, giuro Coppa Dissi ci si esce, ma eri su mia, New York, cioè quando ero piccolo c'avevo questo sogno, ma pure oggi, un sogno mio era che io, chi lo mi invitava a Maurizio Costanzo Show, io ve lo dico, qua sarà il video, sarà, ma era, oggi sempre suonati, ma sta, mi sa che di là Maurizio Costanzo Show e chi lo sa, fai battute, perché no, chi si mette a parlare tu, c'era cosa ne pensa della, sì, di sa faccia battuta, sempre stato uno dei miei sogni ma non vi dico, che mo oggi visto che è tornato Maurizio Costanzo Show, ha detto, ma io mo ci scrivo un'email, ci dico sì, Mauro mi dicendo, fra, ti voglio bene, guarda, ma io non scrivo mai a nessuno, ma da che non sono motivo, perché non sono, no, non scrivo mai, però, cioè vorresti dice Mario, fra, ma mo fa venite, voglio bene, una volta sola, a Maurizio Costanzo, ma ora sta soddisfazione in da vita mia, perché è il mio sogno da bambino, veramente, di andare a Maurizio Costanzo Show a Fustruzzo a Maurizio, cioè è sempre stata una cosa però non sono stato cazzi di un'email, una pagina Facebook, non ho trovato niente e quindi a nasce puttana rimarrà un sogno per me. Perché poi si stessa a Roma, no, ma da credo, poi sta fine a casa, ci dice sta Maurizio Costanzo, ma purtroppo sto a Napoli, vabbè. Comunque andiamo avanti con questa parentesi di Maurizio Costanzo Show, Miki o Ion si chiama, fatemi cerro, già sto qui in ranzi che stasera mi ha giocato una grande bolletta, mi dispiace ma la bolletta provoca quest'ansia, no? Perché tu sai, l'ansia da prestazione, no, quella là, abbiamo capito qual è, ma l'ansia da prestazione del risultato delle squadre. Infatti, negli gioco proprio quindi tengo proprio l'ansia di prestazione. Vabbè, comunque, Forza Azzurri dice: buonasera a tutte le così sta scritto. Buonasera a tutte le case cadute e crollate. Alle casato con la bevute, alle bestemmie verso Carlino, perché se oramai sono i nostri sfaccini muschilo. Io non so se avete seguito la puntata scorsa, vi spiegai che in un sacco che sarà un bagno schiuma pazzotti LMD, ma comunque in questo periodo accorrono dei piccoli moscerini verso di me. Ma poi tu dici, vabbè, certo, che ci stai male. No, accorrono verso di me, da lui o in donato o bocca. Cioè, hanno questa questi tre prerogative che mi hanno cazzo proprio, e quindi io mo, se mi faccio caso ogni tanto faccio bella e buona così nel caso uscito pazzo perché poi ci filo questa è la... comunque detto questo andiamo avanti c'è Ruiamia magari voglio posso nei commenti Raire no perché comunque Mariano Tramontano dice c'era prima di fare diretto non fare come l'altra volta un po' di cioconut e speratiasse non la mangia forse speretiai ma questo non me lo ricordo però sicuramente non mi mangia la cioconut che non mangio da un po' per la verità ma mangio perché sto facendo una sorta di dieta se mancava a me e quindi faccio non mastro mangiare quindi tengo sta dieta a me lasciate passare perché questa è una dieta particolare stasera, cioè oggi io non ho mangiato un po' di pane no? E per me non mangiare un po' di pane cioè, non ho idea a cosa equivale veramente equivale tipo a non lo so, come posso dire, annuncio a un evuio che annuncio per una cioè anche uno che anzi vera partita di un altro, per dire, no? Equivale a una cosa abbastanza sacrificata, perché a me il pane, voglio dire, ammetto, togliermi tutto, ma non piezzi pane, perché io sono un pane dipendente. Vabbè. Detto questo, Shake 45, buonasera a tutte le case cadute, grande Shake, Barbara Russo, ecco qua c'è anche lei stasera, non so se ve lo ricordo, noi abbiamo anche questi, veramente, c'è un account che si chiama Barbara Russo, potremmo pure MD, Roberto Callici, abbiamo questi account che si sono creati col tempo. Dice, scusate, l'attesa ci sono state interferenze con la casa, vabbè, che sta facendo un grande fratello, vabbè, comunque, Enzo P, ciao Cerru, buonasera grande, Paco 00, vai Cerru, ma sta facendo combattimento, vai Cerru, vabbè, comunque, Cesaro di Costanzo, Arusta culo peloso, è vero, perché poi c'è sta pure culo peloso nelle nostre, per chi non lo sapesse è sempre un contatto che si chiama così, culo peloso, e di solito ci sta, ma stasera non lo vedo, da nulla pasula, vai c'è, magari pure no, vai c'è su chi quando c'è tu stesso commento, non fatto vai c'è Roma, stiamo volendo fare casa stasera, vabbè, vale cadenza l'oddio Barbara, sì è vero, cioè, qui Miriam Ferrigno, grande Miriam che ogni tanto spunta nelle live, la saluto, ciao, ciao Lung Lung, e poi c'è Mario Cantone, no, ci manca culo peloso manca, già che sto secondo commento verso culo peloso, poi ci sta più Antonella Lella, c'era un'altra live caduta, sì, come al solito, sempre belle e cadute. Queste live. The Spitz, ce l'ho fatta a collegarmi dall'MD a dire, ma non credo che all'MD tenga un wifi, perché attenzione, però
voglio spezzare una lancia a favore dell'MD, addirittura, questo scusatemi se ho dimenticato di comunicarvelo, perché oramai sono diventato veramente come si dice, l'uomo del marketing, no? Dell'MD, diciamo, alla fine, senza essere pavate, però mi hanno mandato, qualcuno di voi mi ha mandato per messaggio su Facebook che è nata l'applicazione dell'MD, poi dicevo, dite così, oramai chi si figlia e buchi, uno può pensare, diciamo, l'applicazione è nata perché oggigiorno siamo nell'epoca delle applicazioni, no? Giustamente perché l'MD in sé va a fare l'applicazione personale, vuoi dire, però ci ha ragionato e ho capito perché si figli e buchi hanno fatto l'applicazione, l'ho capito. Allora, perché? Noi ci diciamo perché? Poi sparare i volantini, eh sì, ma poi dall'altro lato starete ridere, magari stai dicendo, ma overè, perché giustamente, essendo l'MD diciamo, come dire, è un numero uno, no? Lo sparagno, lo pezzotto, ecco, giustamente hanno detto, ma che ma fa questa applicazione, così sparagniamo pure i volantini, ma che ca, i volantini stanno facendo a funnel MD, secondo che poi la settimana scorsa sono arrivati certi sfaccini volantini, ma non erano volantini, era un giornale, cioè a livello di Corriere dello Sport, veramente in confronto con Corriere dello Sport era una cartuscella, per dire, molto pieni, molto, ci mancava solo cocco inserto, no? Tipo che c'è una casata con all'improvviso da la prima pagina, no? E quindi una cosa molto l'MD frate, tutto questi soldi ne può spendere, ha sempre sparagnare, ha sempre veramente ha sempre messo tanti cioccolati in mattino, no? Ha sempre, non credo che quindi è nata l'applicazione dell'MD, quindi scaricatevela così, no, ma non lo so, comunque è nata, non so se è uno scherzo, ma è nato. Allora, andiamo avanti. Detto questo, Vittorio Nociglio, c'ero siccome a birra l'MD senza scuma, citazione mio padre, citazione il papà di Vittorio, e che ti considero un grande, ma io, guarda, io sono già onorato che voi state a casa di scusate che dico, ecco. Però quando sento, o leggo, scusate, leggo, vengo considerato da un padre, no? Di voi, una mamma, per me, guarda, è una cosa assurda, è una cosa bella, perché sai, di solito uno può già perché è scemo, il film si vede uno che esce per dire, invece quando cioè, non so, è una cosa che mi dà, però mi dà orgoglio questa cosa qua. Vabbè, comunque detto questo, Antonella Lella si sembra solita Casa Caruta, ma è logico, non è che posso cambiare da un giorno all'altro, da una settimana all'altra. Mario Cantone ancora le lampade, no, ma io mi faccio le lampade, ancora fatti queste lampade, io non avrei problemi a dire, voglio guardare, non mi faccio la lampada, ma quando ero piccolo, cioè, ero 17-18 anni, cioè, ero proprio un gigafuno, veramente tamarro, facevi il lampada, facevi il sopracciglia, proprio veramente di fatto, proprio a formanile, no? Oddio, a formanile, oggigiorno è così, no? I guaglioni si fanno il sopracciglia, anche io, però poi a un certo punto ci cagato tu, hanno fatto crescere i baffi, cam, basso manco, cioè, poi la lampada, metto proprio fuori un bacco 5 minuti chiuso, cioè, quindi è anche inutile la lampada per me, perché metto fuori un bacco, poi tengo un barconico, con un po' di chiesa, con vite, ma la pure 5 persone, e vi prendete, poi faccio pure una casa d'ocolo fresca con una cannuccia, questa è un'idea, io per esempio un'idea imprenditoriale che si potrebbe svolgere solo con balconi non è tanto capiente, ci potrebbero essere 4-5 persone proprio a street proprio, comunque già su 20 euro fra, e poi ci metto pure la consumazione della casa d'ocolo e quindi anche diciamo, l'intrattenimento, non so là, dei battute usate, quindi potrebbe essere un'idea. Vabbè, detto questo, Antonella Lella dice che è vino, sorsetto, no, non è sorsetto, visto qua che mi sto bevendo, non è che cazzo mi sto bevendo, non mica costa 2 euro, però veramente è buono, è una cosa spettacolare, molto, cioè a me il vino rosso non piace, però questo qua è proprio un sapore rosso e quindi è fatto bene, mi piace, no? Sorsetta ricetta con tutto che mi è simpatico, che non me l'ha mai accattato, un giorno l'ha già provato perché poi l'ha già provato uno come me, mo e sa fa proprio sommelier, l'MT, no? E sa provare tutti i vini, un giorno lo farò. Comunque, aspetta un momento, qua. Sì, da nulla pasulla la saluta c'è oggi non me ne su cazzi non metti tu da nulla pasulla io non c'è si rumeno so può essere perché io non c'è messo un suo nome da nulla pasulla vabbè comunque. Detto questo no volevo sapere quanti siamo in linea perché poi di solito vado sempre a controllare se lo so fare perché poi mi scordo come o 77 spettatori magari su fatto che ci troviamo mangiato un mezzo litro di vino stasera abbiamo fatto proprio faville 77 spettatori era parecchio che non erano 77 spettatori, cioè, di solito 40, 30, ma stasera non lo so. O non fanno cazzo in televisione oppure non lo so. Comunque a me fa molto piacere, voglio anzi, addirittura non so chi commenta, cazzo sta capendo niente. Vabbè, ecco qua.
No, chissà la città, ma fu sul Tavernello, no, non è il Tavernello, lo giuro un coppa di veramente, a me questi vini in scatola, no, in cartoni, proprio a zingaro, proprio, cioè, no, non mi sono mai piaciuti, non mi sono mai piaciuti veramente, eppure a casa mia ogni tanto uccattano, ma la rimane, non si è mai capito perché uccattano, cioè lo mettono, ma proprio forse per bellezza, no? Ci piace a mia mamma, ci piace il cartone, no? Lo mettono, non so bene, sta là, forse per cucinare, non lo so, sta là a casa mia. Comunque detto questo, Alfio 61 si chiama, me credo, pazziamo, Cerù, ma seriamente sei capace di farmi fare tante di quelle risate che non hai idea, sei un grande, ma che su piacere mi... A me quando mi scrivete sta cosa, no? Che mi scrivete queste... Io, per me è una cosa assurda, cioè è una soddisfazione, per me cioè, è tutto, perché è una cosa bellissima, io sono contento. Però ha già pure ricevuto una cosa, perché questo è importante. Io per esempio oggi ho già pubblicato una strusata, un pallone dell'MD, come l'ha inviato un guaglione, questa foto di questo pallone dell'MD, no? Per fare un esempio, no? Poi l'ha già pubblicata, c'è scritto una strusata, c'è scritto sto organizzando una partita contro i scaffalizzi da Conad, chi vuole giocare, una strusata. Io magari lo faccio ridere pure, ecco, ma voi a me mi facete morire, cioè mi facete pisciare sotto, che poi sotto scattano tutti i commenti che mi fate voi, ecco. Ma uno è più bello in alto, uno è superato, cioè siete una cosa assurda, cioè, io non lo so, veramente noi siamo a casa caruta, perché io sono una casa caruta, ma voi peggio di me, cioè a livello proprio di grande comicità, voi facete certi commenti, voglio che non ve ne rendete conto, ma assurdo, cioè io voi mi faccio divertire troppo assai, quindi è reciproca la cosa, io magari vi faccio divertire, ma voi mi facete pisciare sotto le risate a me, quindi è una cosa reciproca e io vi ringrazio a voi, voi siete voi che siete rossi, ma serie però, eh. Allora, Alessio Enigma, c'è Recci, però io mi sa che non posso venire al tuo raduno, che farai? C'è ancora già organizzato, già vabbè, visto che ho problemi a muovermi, ma io mi assillerò i miei genitori per poterti venire a vedere. Guarda, adesso, ovviamente, se tieni problemi è giusto che non, come cazzo fai, ovviamente, però non, tu convinci due genitori, se pure, io se no ti vengo a trovare a casa, frate, basta non si casa a l'uno, io vengo molto volentieri a trovarti io a te, però non mi fa, io so che sono un cappello, non la macchina, non mi fa un viaggio, però sì, se organizziamo ci possiamo incontrare lo stesso, non ci sta proprio. Allora, Dodo imparato, c'ero su Ruot, però l'idolo è meglio, no? Che se me le dice che poi a pia è stuta live, cioè mi fai incazzare, che sono cose innominabili, cioè marche di supermercati che qui non devono nemmeno essere nominate, cioè capito a che livello sta. Vabbè. Comunque, Mariano Tramontano, ce lo fai una cosa, Maurizio Costanzo invitali all'MD, dice tu ex, che non siamo visti? No, mi faccio disputare vicino allo schermo quando leggo Extreme Multigaming. Ah, non pensare che è una fissazione, ma si uguale al grande Massimo Troisi. Io, Troisi, io un po' posso somigliare a come parlo, un po' che parla, perché diciamo che un po' tutti noi, io dico spesso questo fatto, può spiegare perché è una cosa che è veramente, cioè diciamo che Troisi, quando Troisi, come ti fa rispecchiava la parlata comunque un poco diciamo, di noi napoletani, cioè, non è che Troisi fa solista, parlava così, questo voglio dire, tutto che io, cioè per me è Dio, per me Troisi è proprio Dio, proprio, cioè, Carlino, però Troisi è veramente Dio, Carlino ci mette Gesù Cristo, va, diciamo, come dire, allora tutti quanti noi napoletani abbiamo un po' quella parlata, no? Che la parlata di Troisi è cosa, ovviamente a me mi fa piacere quando uno dice, non è che anzi la faccio cazzo, però comunque ce l'abbiamo un po' tutti questa cosa, che si voglio dire. Vado indietro perché nei commenti dice Antonella Lella, dai tempi la live dell'Isola dei Famosi non ci stavano tante case caro, no. Sì, no, sì, dai, ragione, sì, sì, perché vabbè, la live dell'Isola dei Famosi fu proprio fatta proprio cioè, tipo, che ne so, tipo Napoli-Juve, no? Si è fatta così queste partite importanti, erano 150 minuti in live, cioè proprio assai, cioè un numero che non si era mai, io non l'ho mai fatto personalmente, e quindi, vabbè, però era un'occasione importante, ovviamente, se la Maronna che la Cessri casa caruto, penso che ci scattava proprio che io non sto buttavo computer per aria, non lo so, e sì, quello fu una grande cosa, infatti no, ma 77 persone veramente non si verificavano dai tempi dall'estate più o meno, perché mi ricordo che in estate pure ci stavano un bello picco di persone, io so, non lo so, si mette quante cose, non lo so, comunque fa piacere, questo voglio dire. Pasquale Mattera, io avevo detto Facebook che si parlava sicuramente, l'avevo detto, dice Pasquale Mattera giustamente, io avevo detto su Facebook che si parlava sicuramente dell'MD, ma l'MD oramai è la vita nostra, non è solo la vita mia, perché mo
a botti pazzià, ecco, è pure questa febbre dell'MD, quindi veramente andiamo a fare un musical cup, al posto della febbre del sabato sera c'è la febbre dell'MD, cioè tu quando a ballare mica io per esempio mi immagino, ecco qua, Shake 45, stavo ascoltando un gruppo che ti piacerebbe, se li sentiresti, si chiamano Three Doors, vabbè frate, ma comunque ci provo, Three Doors Down, o meglio tre porte cadute, questo passare tipo struzz peggi, mettere a leggere struzz, dici tu. Comunque, Alpio 61, c'ero come testimone dell'MD, meglio Tommy Riccio o Nando Mariano. Guarda, Tommy Riccio, se mi sbassi casa a pianuto, non voglio, perché mi confondo tra Tommy Riccio e Nato Cantante Napoletano. Comunque, Tommy Riccio, se mi sbaglio, è quello che assomiglia un po' a Silvestre Stallone, ma proprio un po' a brutta copia, no? Silvestre Stallone, non che Silvestre Stallone è bello. Scusato, io stai facendo un rutto, quindi hai fatto un'espressione un po' mostruosa, ma stai facendo un rutto. Comunque sì, no, comunque Tommy dice, se di pianura ci facciamo fare Tommy dice, comunque si fa io testimoniale, ma chiama a chi ci fa, non lo so, ma proprio a me veramente io me lo merito, perché veramente a un certo punto gli fa un testimoniale dell'MD, e che cazzo, ora parlo sempre dell'MD, figuratevi, e non vi dico una bugia, che oggi mi ha scritto una mia zia, che io non sento a quando eri piccerita, dice, mi ha scritto, e Fabio, ma l'MD ti pava? E dice, ah sì, guarda, sincero, non mi pava, posso la maronna, non mi pava l'MD, fa capire oramai c'è questo, tu quasi pensi che io tengo lavato alle mezze, non so che, oh, vabbè, no, comunque voglio fosse la maronna per la ma non è così. Allora vado indietro perché voglio sta pure Viva Patana, che è un altro dei grandi account che abbiamo qui, questa sempre nelle nostre live, che dice che fate l'idolo, no, là dal suo idolo è astammato, va a confessare tuo padre Carlino, ha ragione Viva Patana che mi difendo, io sanno a nominare, in da live mi sanno a nominare altri supermercati, no? Se io ci mi pure un titolo che, non so se l'ha detto, vabbè, comunque leggete, insomma, di questa live, no? Ci nominato in un modo. Vabbè, comunque Lorenzo Calò, ma Carlino farà la stessa cosa di Doris, cioè lascerà l'immobile di Malfiglio, prima o poi stiamo parlando, perché se voi non lo sapete, Lorenzo ha scritto una bella donna, Doris praticamente è chi che fa la pubblicità Banca Mediolanum, voglio che attenzione, ma sicuramente voi vi ricordate del papà, che lo figli e bucchi, che non hai mai trattato in qualche pubblicità e me ne pento un po', o chi le la mazzarella a mano, chi le assomiglia un po' a Berlusconi, la mazzarella a mano che fa sempre i ricerchi in terra, a uno veramente sapeva che la mazza c'ha la vista scassangava, no? Perché ci ha cagato cazzo anche lui, trentennale, una pubblicità trentennale, che ha visto che la mazzarella in terra, la banca intorno a voi, la banca in frate, ma chi te sa, vabbè, conquistimo praticamente, essendo che secondo me stai tanto usando, perché si è fatti vecchi, ce la faccio, ecco, ami suo figlio tale quale la stessa parlata, stessa, un scemo, vabbè, comunque c'ha questa parlata, a dice tanto, c'ha la mazza a mano, ce l'ha data la mazza al figlio, perché veramente aveva scassato cazzi, se che la mazza si era reso conto anche lui, secondo me, che sta mazza veramente era un po' di troppo, un figlio poi si è messo un po' tavolo, vedete, ah no, io ci faccio tutta questa pubblicità, ma manca a farla, avevo fatto la banca là, che ogni tanto me la tua banca e la tua banca, frate, in area in banca, non ci ho detto una pubblicità, però non ce l'avevo col figlio, non ce l'avevo il caso caruto di signorino là, come cagavano cazzo, comunque suo figlio si è messo un po' a fu giovane, comunque per dire questo figlio in confronto al padre vuole fare il figlio, comunque da questo si evince che il padre gli ha fatto ereditare Beatrice, sta sfaccendo in banca, no? Quindi e non so se Carlino farà la stessa cosa con suo figlio, ma non sa mai se tiene un figlio Carlino, per dire proprio la verità, qua bisogna indagare, perché non lo so se ma comunque sta scrivo figli Carlino, cioè a livello non di sangue, però come da voglio che cazzo, a me Carlino e l'MD me l'hanno dato qua, cioè si proprio New York sanno, no, Moro Carlino, ecco, no, se Carlino si stanca di lavorare, fa proprio su Arabico Centro abbronzando, non lo so, oppure se vai a pigliare solo tutti i giorni, hai giocato video, però sono in coppo solo, tipo, sono trasferito proprio in coppo solo, Carlino, allora sai, a me farebbe piacere che lui mi cedesse perlomeno il 51% dell'immobile Dream, perché che ci faccio? È una cosa che io merito e penso che voi lo sapete. Comunque, Forza Azzurri dice, ce lo si scarica l'applicazione dell'MD, vedi che ci sono anche dei viaggi, sì, io so, ci sono fatto dei viaggi, infatti ho capito che sta con questo viaggio fa sci, ma guai, chi te ne assicura, Giugno e media viaggiare con una vischettina, ma serie, ma perché veramente i viaggi dell'MD non me li immagino, ma che ci facciamo, cioè, che viaggio è, no? Un mare, se non immagino una stanza, non so, in la stanza della bella rapa o frigo bar dove è casato, cioè, queste cose un po' così,
sparagnone, no? Immagini che le vacanze che facevo Fantozzi, non so se avete mai visto i film di Fantozzi, che cose, o pacchi di spiaggine, cioè queste cose, ma comunque andiamo indietro. Antonella Lella, che c'era comunque la foto vicino a un cazzo, era mondiale, sì, ma ci ha fatto una foto vicino a un cazzo, che addirittura, ma l'hanno stamattina, ma giusto su, cioè, ma giusto su, tipo, cioè, sto primo poco in doletta, e sul telefono in mano di 5 minuti, no, poi mi arrabbiavo, che insomma, su, e comunque belle pure che ti hanno segnalato la foto, ci sono la foto, perché poi era, secondo me, non mi ricordo. Comunque la fotografia di cazzo me l'hanno segnalata. Stranamente c'era scritto che me l'hanno segnalata, però a parte ci facciamo ma la segnala, cioè, ma che cazzo, cioè, segnalate per contenuti per contenuti di nudo, una cosa di nudo, ma io non cazzo disegnato un po' a un muro, ma io mi stato fuori cacca, cioè io non so chi cazzo ha segnalato un cazzo disegnato vicino al muro, cioè stiamo proprio a livello proprio per sparare in bocca, se veramente proprio ho visto ma tu veramente sei, non lo so, ma tu chi sei un, yeah, chi sei un cazzo, allora un cazzo, scusatemi la volgarità, però non l'hai mai visto un cazzo, si un cazzo, voglio dire. Comunque, asciutta Boleverice, no, comunque segnalata per contenuti a così, oh, Averice sta ancora, una cosa proprio che mi capita a me, vabbè, comunque. Arusakis, Leone 71 Magic dice il raduno lo fare nel parcheggio dell'MD, hai un'idea? Perché poi comunque parcheggiare, ma non credo, comunque sì, è anche un'idea questa qua. Il punto di incontro è fuori l'MD, no, comunque rinnoviamo i commenti. Alessio Enigma, c'era ma esiste pure l'MD Shop che è come un sex shop, no? Ma addirittura, ma comunque l'MD si sta buttando a fare parecchie cose, perché un sex shop ancora no, però potrebbe, ma io ci cassasse se MD si sono messo a fare queste idee un po' alternative, no? E, cioè, io ci cassasse male, o tipo non so chi su carta sul vibratore l'MD, perché che sa, comunque sempre un prodotto MD, insieme no, no, per non trascendere nei particolari, però immaginate voi il vibratore dell'MD non lo so, non mi fiderei. Vabbè, comunque. FIFA Gamers YouTube si chiama così. Ci mi ha fatto ridere quando freestyle e hit sono venuto qua perché lo sanno che sono nella casa caruta. Sì, perché abbiamo fatto, ci siamo divertiti molto, molto. Io personalmente tanto, ma penso pure Raffaele, Salvatore, Mirko, Carmine Migliaccio, Anthony Galeotto che abbiamo fatto cioè che hanno organizzato questo raduno di Fiesta Loca che su Siwagliun, il Coperna e Salvatore Maiorano che fanno pure loro parodie, cioè hanno un canale YouTube penso che conoscete e hanno organizzato questo raduno, questo incontro a Piazza del Plebiscito sabato questo qua e mi hanno invitato questo è stato organizzato perché hanno fatto una parodia insieme sul loro canale caso mai andate a vedere si chiama come si chiama la parodia di Shakira una canzone Shakira che la canzone qui comunque mi hanno invitato a questo incontro e voglio mai ci siamo divertiti proprio io mi sono proprio divertito proprio a fusto mi sono proprio sfrenato e mi ha fatto ovviamente ogni podcast si fa su freestyle no? Che loro bravo fare rima l'hip hop e poi molto a fusto ma non carnarimo ogni anno e comunque parliamo perché poi spari come ci siamo proprio divertiti cioè, io spero non so chi di voi è venuto qua è una cosa si usava e magari comunque poi organizziamo di cose perché si pare malamente cioè, da quando ci incontriamo e cose è una cosa bellissima veramente è proprio la cosa più bella veramente è incontrarsi poi stiamo sempre un po' a stuparsi cose uno sa parecchio però poi vedersi scherzare insieme fare una battuta è una cosa bellissima detto questo Mario Gloria, uè, scero sono Eli, la sorella, io oramai ti conosco, a te, che suo frate che è una casa Caruti, io lo so, la sorella di Mario, ha detto a mio fratello, ma Dossena, secondo te, a rubasse mai all'MD, ma Dossena, voglio, è stato veramente, ci sta notizia, che poi tra l'altro, per chi non lo sapesse, comunque, praticamente, Dossena, questa settimana si è rubato un barattolo in un negozio di Londra, perché chi lo può sapere quando è a Londra, Dossena è un ex calciatore del Napoli, una casa Caruti, ovviamente, non è niente di che, e praticamente comunque si è rubato un barattolo di miele. Capo, subito apre buone notizie, che chi è stato un figlio che evidentemente ha ascoltato di papà perché non pensa che adosso ci facciamo, non lo so, credo. E che cazzo, mi robbi che hanno lì i barattoli di miele, lui che si roba tossine, ma non sa se su miele gli facci meno, no, chissà quanto costava, che l'ha fatto l'ape Maia, non lo so chi l'ha potuto creare questo miele, però poi gli ha fatto una canzone, va a volo, non passa la cosa, non so se l'avete vista, sta un po' a Facebook, un po' pari ma non credo, guarda, non voglio credere, perlomeno che Tossini i barattolini perché veramente
Non credo. Vabbè, comunque, Mariano Tramontano dice una cosa che abbastanza mi turba. C'è altro che Conad Cacciam Saccorto Penny Market. C'è una funni, c'è una Fan Nicola. Fan Nicola, proprio si dice no, non è vero, ci sta. E non ne arriva, oh, che si mi sta preoccupando a me. Già questa è la, un po' dice, scusa, questa è la nona, decima segnalazione e stupendi marca. Allora, che si parla di Conad, io non ho paura, perché la verità, io non ho paura del Conad, anzi, qui lo dico davanti alle telecamere, io non ho paura del Conad, questo non tengo paura neanche l'Idol e nemmeno di Eurospin, voglio dire ci vai a Eurospin, no, io non ho paura di nessuno, voglio a livelli pezzocchi, qua l'MD stanno bombardando, ma cioè, alle pubbliche mesi, non so se avete visto, 6x3, cosa su volantina, applicazioni, cioè oramai l'MD, frate, sta a livello che ci manca poco, che l'MD, belle buone che si quota in borsa, cioè, può far capire tipo sai che li fatto compro una, cioè, le azioni dell'MD a ruba, sai che li fatto un Nasdaq, Wall Street, sai che li fatto quindi non ho però c'è sta su cazzi Penny Market che non è la prima volta che me lo nominate e io sinceramente sarà perché non lo so, saranno venuti, non lo so, così ma sento un po' insicuro, mi sento un po' il fiato al collo, no? Di questo Penny Market che per le buone grandi pezzotti, a 10 anni ho visti pochi, però comba, tipo mo c'ho Fan Nicola, cioè Fan Nicola, cioè, chi se devono fare tipo come l'MD, perché l'MD no, l'MD diciamo, quando ha fatto quello che Lubine che l'abbiamo nominato prima Sorsetto, cioè Sorsetto è la hit, cioè un numero uno, è la canzone diciamo regina, no? Perché Sorsetto, c'è la simpatia, tu chi Lubine pure se ti piace, pure se tu catte, perché dice Sorsetto, tu catte, perché ti fa ridere, è simpatico, tu catte, cioè, però su cazzo i penny market, secondo me ci sarà qualche intruso, cioè che vanno proprio in dalle e media e va a copiare che poi fanni cola e fanni dall'inglese significa simpatico allora, cioè puntano anche loro alla simpatia e voglio giocare ma come mamma fa a giocare veramente la mai a sparare a bocca e qua c'è una guerra io un giorno voglio io riunirò e andiamo a passare andiamo a zumbare in aria questi penny mai perché voglio giocare la concorrenza noi non la vogliamo anni che ci facciamo fatica, che l'MD si è dovuto imporre contro i colossi dei supermercati mondiali, mo che mo bello buono usciamo come Penny Market ci vorrebbe rovinare la festa a che detto questo voglio avvisate, quindi preparatevi alla guerra giusto alle che si non ho paura del Conad ma io o Conad è roba vecchia capì? È come se uno dice ma che ne sai Renato Pozzi per dico tutto rispetto ma Renato Pozzi è morto in 40 anni fra non è che uno si può dire mo stiamo noi giovani ci immaginiamo no a questi casti vecchi e me non Renato Pozzi ti ho fatto un esempio che forse a me piace Renato Pozzi ma che sai qualche vecchio e me Renato le sue che guarda più vecchi e me che imparare manca a nonno no, per dire no e allora io non ho Conad per me lui no, è un vecchio che non ha idee dice noi siamo giù l'MD fresco roba fresca che avevo casato vol casato te casato cosa, frate, c'è oramai che pure la pasta fra poco fa l'ha casato, e quindi però Penny Market, ma ci cambiamo argomento, su Penny Market mi preoccupa. Vabbè, comunque, Pasquale Mattera, Fabri, parlammi di cose serie, l'hai sempre avuto la passione di fare video o è una cosa nata con l'età? È una curiosità, no? Allora, io ti dico la verità, io i video non è una cosa che ci da sempre, perché io tengo 32 anni e diciamo che questa cosa dei video, no, a livello proprio di telecamere, cioè prima quando ero vicino alla telecamera gustavo quanto è te, no, per dire, non so quanto costimo, non lo so, però era una cosa costosa, cioè le telecamere era una cosa quanto, una telecamera, oh, se una telecamera, no? Cugino, ma sa accattare una telecamera, zitto, ma sa accattare una telecamera, cioè a casa mia su fatti in famiglia, mi sa accattare una telecamera, è come se belle buone uno oggigiorno si accatena in casa, poi per esempio a Posillipo, al Giovanni, si deve accatena in casa a lo Giovanni. E all'epoca era la telecamera, scusate, era la casa di Posillipo, la telecamera metaforica, allora sai, Giovanni, allora prima la telecamera, allora, dice oggigiorno, cioè oggigiorno, 4 anni fa quando ho cominciato a fare i video e le cose, allora praticamente era una cosa un po' più di tutti, ma accattare pure la telecamera, così sai, ma la telecamera è una cosa, accattiamoci a poco asciva in mocio, asciva in di a casa do gol, asciva pure la telecamera, no? Per dire, se accattava una cascetta, trevano una telecamera. Quindi da lì voglio dire, io strunzaggio sempre fatto, questo voglio dire, io ho fatto strunzaggio da sempre, proprio da sempre.
poi ho fatto l'animatore, cioè, e poi ho fatto questo un po' più professionalmente, tra virgolette, cioè che in senso che mi pagavano per questo, poi mi hanno tutto cazzo fa l'animatore, e poi quando sono tornato qua c'è stata questa possibilità, perché poi con Frank, che sarebbe l'amico mio diciamo, di infanzia con il quale ho cominciato, lui essendo che era esperto di telecamere, esperto di montaggio, cose va, era strunzo e quindi ci siamo associati, a metà facciamo qualcosa, anche se abbiamo sempre avuto noi quando eravamo piccini, no, per dire, ma io già la cito qualche volta, ma lo ripeto volentieri, noi scrivevamo le parodie delle canzoni, perché non so, ci venivano in capi, a me sembra che questa merda in capi di cambiare canzoni, di cambiare i testi originali delle canzoni, e però giustamente quando eravamo piccoli non c'era questa possibilità di fare un video, di registrare un video, cioè scusa, di registrare una canzone. Una volta non so come cazzo hanno fatto, l'hanno registrato, non so cosa sulle cassette, ma io non so come cazzo hanno fatto, oppure ma su un anno questa cosa non io ero, poi se in capa mi credo che l'hanno fatto, però mi ricordo che noi non abbiamo fatto sta, però era una cosa molto impossibile, e dopo di che, quando è uscita la tecnologia, frate, ma noi ci abbiamo proprio ancora oggi ci sfoghiamo, perché è stato un regalo diciamo, del Signore, ma diciamo, per noi Roberto Carli è stato un re perché voglio città, ma è capo, e chi se muove, e lui mo, e chi si ferma più, perché mo c'è una tua pazzia umana e creatura, no? Per questo, cioè, i video sono nati dopo, però io sono sempre stato nel mio piccolo. Vabbè, detto questo, Fausto Lama, c'era ma come si fa a fare un po' affugate su pulpe dall'acqua? Queste sono domande vedi profonde che giustamente si pone, no? Non so che poi te le poni mo in questa live, però sono domande profonde che bisogna rispondere. Io non lo so, non ho tutte le risposte, questa è una cosa veramente più saprebbe il nostro sommo Carlino, però non è qui, quindi non lo so. Comunque, Lorenzo De Angelis, cioè, comunque anche l'MD tiene le telecamere, ma non so se sono finte, perché mo le telecamere l'MD non so che telecamere possano essere. Allora, Viva Patan dice a chi lo prende market bombardam che granata a ciocolatto, ovviamente che sia, questa è un'arma che noi teniamo solo, però pubblicherò, voglio tenere una fotografia, mo su fatto prendi market, anzi anche sento proprio temo questo è. Comunque pubblicherò una fotografia con delle cioccolate, la pubblicherò in questi giorni, può sembrare la pubblicare comunque, no? Con queste cioccolate pazzotte che per la verità non perché sono di parte, ma non arrivano a livello della cioccolata, però a livello di pazzotto, io ti dico che Penny Market voglio, se la cava, è una adesso pure sportivo, ha delle marche pazzotte da non sottovalutare. Vabbè, comunque, chi è? L'ama, l'Angeletto, i Vagareto, perché ci sono stati commenti a Cucu. Allora, Michele Menna, per poi trasferire, ma che cazzo dice? Stava, non so, ma hai copiato e incollato la storia dell'MD, ma pure che ha iniziato a storia dell'MD, voglio bene, anzi, potresti interrogherò anche a voi che fate tanto gli esperti di MD, ma poi proprio si pone capire. Allora, mille lape mai, a caso, fatte la città prima, c'è buonasera Antonio Viscardi, saluto perché intanto c'è chi si collega sempre un po' dopo che ovviamente a Grande Casa Caruto, non mio, ti collega che tu. Lorenzo De Angelis, c'era una da furto al supermercato, lo facevo più ironica, ma sì, ma pure io, ironico, ma lo stesso come dai a far capire, Iezzo, mo perché non gioco più là, però se stai che la faccio con Mariolo, Iezzo, Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, oggi stai più appunto una faccia a Mariolo in Napoli, ma lo stesso Albiol, per esempio, facevo calciatore, non so, perlomeno io lascio per vecchio fuori la posta centrale, secondo me, perché la faccia, guarda, Albiol sarà spagnolo, che la faccia così, no, come fare un Mariolo a me, però sono quei criminali sfuggiti alla criminalità e diciamo, adottati dal mondo del calcio. Vabbè, comunque, Gianni Omega, stasera si proprio una grande casa caruta, senza umano sa che commentare ragione, ma sto dilungando dei discorsi stasera così. Antonino Ercolano mi ha fatto questa domanda che ogni tanto incombe, questa domanda che è particolare, che cazzo, c'ero sei mai andato a Sorrento? E questa è una domanda che a me mi hanno fatto più di una volta e non so, cioè, magari ma muri da Ciro, non so, muri di fare a Sorrento perché muri vado, non so, che comincia a sospettare. E no, a Sorrento ci sono andato, ma era proprio piccerino, non mi ricordo proprio. Ma però non si dice proprio, ma me lo frutto proprio.
però tutti quanti me ne parlano bene, tra cui un compagno mio, ma da credere, voglio che mi ha fatto papà, Paolo, issa e sorella, non ce la faccio, non lo sopporto, quando si chiama non si qua, ma ho visto, no? Ma già va a su, ma non faccio nome perché a finire stasera, c'è per me, vabbè, ma se mi sta sentendo capirà che lui ma parla sempre sorridendo, vai giù, ma non c'ha, ma diciamo che ci piace, no, ci capito, una volta, ma non mi può dire sempre se si può essere, guarda che io non ci sono, forse, cioè ci sono andato quando ero piccolo, non ci vado a 30 anni, ma talmente che io non mi parli sorridendo che io comunque è come se ci fosse stata ieri, perché ogni tanto mi sta sorridendo, mi sa se memoria, a piazza, con limoncello, che daranno limoncello gratis nei negozi, i film sono buoni, stanno stranieri, a discoteca, a spiaggia che per c'è la cagata cazzo, c'è la chiusa, ma quasi convinta a venire a Sanremo, perché veramente, cioè no, ma scompi, perché a me più mi dice una cosa, più mi fai in frevenziato, no? Però, io, mi ha fatto la successo un bagno che vi devo dire, mi ha fatto... Vabbè, comunque, il cocco bello, vuoi mangiare una cerca? Cioè, Fabrizio fa, non si può vedere commenti che non sono illeggibili. Fabrizio fa c'è ragionamenti su G Pantellas, cioè proprio gli articoli che proprio buttati così, diciamo, anni e anni di scuole diciamo, buttati in un'ora di live. No, voglio novità a me, no, ma lo dico proprio chiaro, ma cioè, ma la GIT già comunque a me Rivandellas mo attualmente ma sangue cazzo, come detto proprio lì perché ho chiuso con questo fatto di Pandellas perché me ne fotto voglio rigare e penso che pure voi siete contenti perché a un certo punto ma che cazzo ci ho fatto quando l'ha scifata proprio e penso che l'ha scifata lui credo cioè mi scrivette lì basta l'ha risposto poi mi scrisse di nuovo in realtà e dice mi dice niente frate ma non voglio fare su perché sinceramente a me non mi va più non ho più voglia ma ne fatto la suggerire voglio ma cioè, a me ma sincera l'anno scorso diciamo ma l'anno scorso hai fatto ma sì perché l'anno scorso era un altro periodo io ci tenevo più assai non li conoscevo e vedevo i video dicevo boh questi qua uscizi facevano su video comunque era una pubblicità buona per il canale nostro non è che a me me ne fotto il canale però guagliù ma io faccio i video mo faccio un po' a Facebook faccio un po' a YouTube o tengo 100.000 o tengo 2.000 cioè a me fa piacere se uno fa visualizzazione però io faccio quello che faccio come dice, poi se arrivi e cosa arriva magari ce la fa scusate un attimo io carica batteria ci metto carica batteria sto scaricando la batteria allora eccolo qua la batteria stacca no, perché la da c'è su fatte praticamente si no ma scusate mettere carica batteria se studiare la live non studiare giusto se non mi si manca accorto cioè quando vi saluta e poi se studio però stavolta non mi faccio non rischiamo questa cosa e mettiamo il caricabatterie scusate un attimo eccolo qua il caricabatterie quindi non possiamo rischiare nulla detto questo facciamo facile i bicchierini che non mi sono bevuto più siamo qua niente no che si dice ho fatto ripandere il socio sinceri voglio, penso che non è inutile pure diciamo, dire questa cosa perché oramai ma sono scastrato mi sono scocciato non mi interessa più non tutto proprio più vabbè comunque andiamo avanti con i commenti allora, Forza Azzurri ci hanno fatto un buco in buona cioè proprio i peggi miei e basta pensiamo solo a Cerrocchio unico grande amico casa che Cerrocchio oggi è un nome che a me mi fa proprio impazzire mi ricordo un compagno mi chiamava Cerrocchio un compagno mio che sta a Parigi mo voglio bene una grande casa caruta senza fare ma manchi in facesti da lui sinceramente e vai. Comunque mi chiamava Cerrocchio non mi ricordo solo Napoli Channel Cerrone for President dell'MD noi ci crediamo voglio bello sostenetemi per questa campagna di uno ma cazzo non si può fare fa tante stronzate politici le elezioni ma potesse fare pure un'elezione di un presidente dell'MD anche onorario e ne voglio come ma tu di una presidente di una Liga vabbè può di una presidente dell'MD senza una Liga no presidente onorario cioè uno proprio dice che cazzo ma poi mo spezzo anche un'altra lancia a favore mio no oh, ma chi ogni tanto sente che delle buone laurea ad honorem per Vasco Rossi vabbè,
Laura de honorem per come ci facciamo con Cruni, no? Ma che male pure a me, dice, ah no, perché per l'MD, mica sto dicendo che vogliono la laurea i cocco, che cazzo ne sa, però per l'MD che ci facciamo, sono un promotore napoletano, no? Dell'MD, cioè un premio me l'ha sarà, questo è, quindi un giorno voglio veramente ci vede all'MD, ci dice, non so, sosteniamo questa lotta basta di queste qua. Vabbè, comunque, Arusalo, Enzo De Angelis, la Geperza, diverso come... Ah, oh, Luigi Bosso, che non sento da un po'. Cero verrà al Comic Con, lui mai vengo, sicuro vengo, che questa è una cosa che ho detto anche l'altra volta, grazie alla domanda, perché... ma potrà già scrivere un po' a Facebook, perché sì, ci vengo e vedo loro, cioè non vedo loro, io, secondo me ci stanno un sacco, ci sarete parecchi di voi, ecco, non lo so, pensi sì, comunque il comico, per chi non lo sapesse, il Comic Con molto quando c'è voce russo, ah, boh, dico che so, non so, o il Comic Con è una manifestazione che si fa tutti gli anni, penso, sono messo 2 o 3 anni che la vedo che la fanno, alla Mostra d'Oltremare, a Forlì. E c'è sta, su C5 giorni, ero tutto quanto, guagliù, vanno là, andiamo là, posta chi fest, è tipo carnavale, ogni fest tipo, che ne sai, c'è Batman, ecco, non mi ricordo, no, Iron Man, si scia, ma no, e praticamente ognuno si veste, va là e a proposito ci stiamo là, stamattina si pare il sole, no? L'anno scorso c'era il sole, ci siamo incontrati, ci siamo amfattati gli altri, una bella cosa, un comico, come si ci vado sicuramente. Antonella Lella, c'è lo slogan tuo, Chiuccio Conarte è casato per tutti, è vero, voglio che questo sia il mio slogan, e vabbè, parola di poi ovviamente Fabrizio Carlino, che ci mette il finale, diciamo, parafrasando il mio sommo Dio, che è Carlino. Forza Azzurri, dicevo, quando ci organizziamo, mi ha a pianura e chiama a visita all'MD, è un fatto caratteristico, è vero, che a pianura non è che ci sono tante cose da vedere, no? Perché cioè, poca roba, proprio potrebbe essere un'idea, una visita guidata vicino all'MD, no? La faccio io, ovviamente tradotta in lingua, no? Si possono stranieri, perché no? Apriamo le porte all'Europa, al mondo, invece me ne stranieri, fra, metti l'ombrello in mano, ombrello MD, no? Non so se le vedete tipo a Napoli centro, sta sempre chi l'ombrello in mano, chi cambia l'ombrello in mano e tutti lo seguono. Proprio essere veramente qualcosa che con crudo, bella buona, in ombrello, la gente segue a chi la, cioè non lo so, una cosa chissà in ombrello seguono tutto quanto, come farò anche io, questa cosa l'MD con l'ombrello l'MD ovviamente giallo e cioè c'è un gin dall'MD che poi è piccolissimo, ci mettiamo un minuto, però io perché poi spiega i prodotti, spiega la provenienza dei prodotti, la prezzuttaggine dei prodotti e c'è sta comunque una visita guida dall'MD a buscarsi una cosa di soldi, ma chi si che l'MD magari proprio a me, io tengo queste idee rivoluzionarie, non passo di scandalo, e chissà ancora non mi vedono a me, ma come state a fare? Cioè, faccio fare un grande video a livello così e poi oggi voglio condividete questo video, deve arrivare fino all'MD, perché se no rimarranno così nell'anonimato, non passato. Allora, comunque Raffaele Ascolese, Coccobello, anche su fatto Coccobello, se ti mangi si allunga il pisellino e fa bene anche al bambino, ma che ci fai scimma c'è secchio? Su Coccobello, bello e buono. Comunque, Salvatore Cirillo, c'era ma se uno al Comico Fest da giocatore del Napoli, è una casa caruta, no, non è una casa caruta essere da giocatore del Napoli, ma chiuso se sta Roberto Callini, ovviamente, che sarebbe una bella cosa. Non sto immaginando su da Roberto Callini, una cosa particolare. Comunque, chi è Enzo P. Alessio e basta, ma quante volte scrivi stessi cose? Non lo so, Cacita Alessio, Francesco Tesone, buonasera Ceru, quando farei una Tug Life? È stato troppo divertente il primo, guarda, Francesco Frate, io non so se tu ne hai visto solo una, ma io ne ho fatto 4 di Tug Life, sono 4 puntate che se voi le trovi sui video di Facebook, tu quando fate 4. Però sabato ne ha girate altre 2, quindi ti confesso a voi della live che veramente siamo stretti, no? Oramai siamo veramente asciutti a parere e ne ho registrate 2. Una era esci oggi, però che la casa che trovo umani non ce l'ha fatta a montare, che esce domani, una esce domani, ve lo dico, è nata, esce sempre questa settimana, quindi 2 Tug Life questa settimana ci stanno, 2 puntate di questa Tug Life. Oh, guarda a breve pure il live prima perché pure so che cazzo, cioè se ne hai visto uno ce ne sono altre 3. Antonio Santillo, ce l'hanno fatta la pasquetta che la carne dell'MD siamo ancora gli agnelli, ci credo, cioè la pasquetta che la carne dell'MD non so se poteva trattarsi di un capretto, che non credo che l'MD si metta un capretto, no, sarà un animale, non so, un gatto, no, un cane, non lo so, però sicuramente non era un capretto, ci facciamo pure tu, cioè, non lo so, è un errore questo un po' diciamo, ingenuo, no? E a pigliare carne all'MD, carne umana, poi potesse essere pure, perché non lo so.
con Luigi Bosso, speriamo di incontrarci al Comico che dopo la visita del Papa non ci siamo potuti vedere, hai ragione, ma Papa giusto, ci facciamo pure, non si poteva più vedere, ma al Comico ci amare, ma sicuramente al Comico ci beccheremo su 5 giorni, ma come se ci vorremmo per 5 giorni, mi sembra una cosa. Anzi, tengo pure una piccola sorpresa per il Comico, vabbè, ma non voglio parlare ancora perché non è ancora sicuro, comunque quasi sicuro una sorpresa, comunque, ci parliamo un po'. Mario Gloria, c'ero ma stare tutti e 4 giorni al Comico, io ho comprato il biglietto solo per incontrarlo, voglio bene, fai spese vinere non incontrare, ma ci vorremmo veramente all'enfora all'MD sparagnavo, voglio dire e che cazzo Mario Gloria, cioè, proprio veramente una cazzo caruta, cioè, e cazzo ma c'è tanto per sparagnare, facciamo tanto parliamo sempre dell'MD e tu vai a spendere 20 euro, no, a 20 euro ma l'MD faccio una spesa per un mese e lo sai anche tu, e mi meraviglio di dire Mario, sei una casa caruta e te lo dico anche davanti a tua sorella. Allora, Kaitis, scusami, Francesco Tesone dice scusa c'è o la vedo su Facebook, ma meraviglia, non l'hai vista, si visto solo la prima puntata, ce ne sono 3 veramente dopo, tra cui la seconda che è proprio veramente è stata forse la più bella. Madonna, mi credi? Il telefono di Facebook ogni tanto suona, un po' più casa che sta chiamando, chi è caga mio cazzo, che ovviamente già scassa cazza è proprio non ci potevo mancare già la seconda volta che la fa è immancabile ma io fa proprio per cago cazzo che ovviamente questo per chi non lo sapesse lui si chiama proprio così su Facebook e anche su YouTube si chiama Caca mio cazzo e ovviamente da buon nome non mente giustamente da cago cazzo e l'ha fatto Just Testo 90 c'è ma tu Casin sai a così assai MD cosa significa ma sai, guarda, questa è una domanda che veramente non dovevo leggere perché mi stai mettendo in difficoltà. Allora, cioè, attenzione, significa market discount. Mi sono un po' emozionale, mi sono un po'. Ma questo significa? Mi stai un po' no, questo dovrebbe significare. Non ne sono sicurissimo, ma penso che sicuramente discount, proprio, ci metto la mano sul fuoco. E M è sicuramente market, perché market, no, ovviamente, sì. Oh, va a controllare, ma fammi sapere, ma credo che sia così. Mariano Tramontano, cioè come vai con l'ombrello dell'MD, fai Fabrizio Poppins, è un'idea, fare un po' Mary Poppins, no? Sì, vero Fabio, buonasera, ma Ovidio Capri che fine ha fatto? Io Ovidio Capri, purtroppo, io dico spesso nelle live, che purtroppo amami YouTube che è una grande accesso, che amami YouTube avere una accesso non ci sente, quindi. E purtroppo quando metti delle musiche, noi ci sforziamo, con magni mi può mettere musiche buone a YouTube, cioè proprio per YouTube potete sapere quando metti le musiche originali, van freve, ma non è che van freve YouTube, vanno freve là che fanno i musici, ma vanno la canzone la video tu e che l'hai fatta per te, poi vedi capi, no? Ti dice, non ti dice proprio così l'artista, però questo è il messaggio. E allora chi lo dice, ah sì, e io ti blocco video, perché tu mi senti sì, canzone. Prima non lo faceva, ma ogni tanto piglia e fa di più. E questo è un pezzo di discorso, ecco, e quindi ci ha bloccato il video, e purtroppo il video non si vede più su YouTube. Noi non riusciamo a scaricarlo per rimetterlo, l'hanno scaricato, però non riusciamo a mettere che si vuole cazzo. E mamma mia, mamma fa, cioè o ci ammagagnà la mamma non lo so, comunque un modo faremo, Fabio, in un modo faremo e chissà, tipo, meridional discount ai TMD, ma non significa che noi, perché non so se sta solo, ah no, sì, effettivamente sta solo a sud, e potesse essere meridionale, diciamo, ma non lo so, ma non sono sicuro, non posso essere una sicura. Comunque, provvederemo, io non so quanto tempo ci vorrà, però su video capre la mamma che è stata bella, cioè, Riccardo Simonetti, c'ero anzi Fabri, no, Fabri, non mi state facendo una mettere scuola, Fabri, visto che ti piace essere chiamata così, non è che mi piace, mi imbarazzo, non è, sei un grande, sei proprio forte, ma tu non sai sti cose, che cazzo ci stai in da casa da colo? Io prima io avevo un poco, ma giù in ducesse mi ha fatto male tutta la sera, no. Devi sapere, la casa da cola non si è mai capito cosa contiene, c'è un po' lo stesso mistero della Coca-Cola, no? Che tu quando sono scritti gli ingredienti, però effettivamente nella Coca-Cola non si conoscono gli ingredienti. A casa da cola, essendo che ha avuto cose sistemate, ha avuto un cazzotto proprio sistemato, sì, tu hai fatto l'ingrediente segreto e io lo faccio pure. E quindi non si sa, chissà che ci faccio, c'è sempre a casa da cola, che c'è qualcosa di segreto che ti fa inducesse, per la differenza della Coca-Cola ti fa inducesse. Però sicuramente c'è sta in da casa da col sicuramente, questa è una cosa che penso io perché l'ho già assaggiata.
ci sarà sicuramente come si dice, uno scatolo, come si dice, un scatolo, comunque così, su un chilo di zucchero, sicuramente c'hanno o crume, cioè chi fa la casata, ovviamente, secondo me, ci chiamano un chilo di zucchero, così, boh, belle bottiglie, ogni bottiglia che ci passano, si piglia e ci chiamano un chilo di zucchero, perché è una cosa, cioè, zuccheratissima, cioè, veramente, non si chiama marrone, io ve lo dico qua, cioè, baci mai vivere, a cocco zero, o con nonno, che ha tenuto diabete, perché se no subito muore all'istante, che la casata cola è di una zucchera, è proprio zuccherata, cioè è proprio voglio, zucchero, se è venuta la stessa cosa lo zucchero, proprio è che ci ma un po' di bollicini, poi ci poter mettere è lì che purtroppo la casata cola non c'è il suo fascino, non c'è il fascino, no? Però, questo è un fatto che dico anche questo, nelle piccoline, le confezioni di casata, cioè le bottiglie piccole, c'è sta stu frizzante, invece in dei grossi non si sa perché hanno pezzo la capa, si scordano di mettere un frizzante in AI, non lo so, poi nelle piccole ci sta. Comunque, la flash police, io quando vai a come, perché non fai la buccia all'MD? Ma perché mi fa, che ci fa la buccia all'MD? Ma può essere, lui venisse vestito da MD, ma come si fa a venire vestito da MD? Cioè, non lo so, che si mettono in supermercato un gol, cioè, non lo so, però io ci vedo, tutto che non mi parla. Viva Patane, cioè, lo si fa un rapper, cioè, si fa un rapper, non dice che potesse fare l'MD, ma almeno pezzotto su, MD, no? Effettivamente, sì, è un bellissimo sta cosa, io, per esempio, ma ci devo dire quando ci queste cose bellissime. MD, no? Pezzotto Clementine è molto bello, questa è un'idea, questa è una bella idea. Salvatore Cirillo, cioè, ma l'MD vende anche le maglie pezzotte del Napoli, no? Ancora no, però che se proprio adesso, ma penso che è un po' che l'MD si è voluto pure a fare questo, che oramai non lo ferma più nessuno, e dopo viaggi e dopo l'applicazione non mi spaventerei nemmeno di questa cosa qua. L'MD veramente sta rubando. Vado dietro perché vado a cercare qualche commento che sì, poi ogni tanto pure questa è una domanda ricorrente, dice, ma Miciu, ma io non so, Miciu, ma non se ne parla proprio più, cioè, ma veramente c'è un mistero su Miciu, ma se capisci, ma può essere che su Miciu, secondo me, perché questa è una teoria che mi sto facendo io ultimamente, sarà proprio opinione, ma giù, secondo me Miciu, forse non è mai esistito, guarda che secondo me Miciu non è mai è stata una cosa nostra, che ci siamo immaginati, io so, l'abbiamo vista a agosto, perché effettivamente Amici l'abbiamo visto solo ad agosto, e agosto faceva cavolo, allora può essere che solo ci aiuta in capo, e ci hanno suonato tutti quanti, abbiamo avuto questa paranoia, no? Questa visione di questo gatto in mezzo al campo che lui sfortunatamente passò a Calleon, cioè inizia la porta, magari è stata un'allucinazione di agosto su Micio, magari non è mai esistito, quindi Micio secondo me non è mai esistito. Comunque, detto questo, Lorenzo De Angelis dice comunque da mia cugina sta pure il Villa, Senato, che pure sta messo bene a Pazzotti. Io a Gigi da Bill la prima volta e lo sento, quindi non lo temo. Se incomincerò a sentirlo più volte, inizierò a temerlo. Ma per ora, nemico numero uno, Penny Market. Quindi lo dico proprio, il Penny Market, siamo alla larga, siamo alla larga. Antonio Sandillo vabbè, dice una domanda un po' paradossa, ma secondo te se potessi fare pezzotto l'MD? Ma non, guarda, c'è stato un momento che abbiamo creduto tutti noi che con la nascita dell'LD, che è nato supermercato, che poi ti spiego, si è pensato che ero pezzotto l'MD, perché tu giustamente con grande genio del marketing ai cazzi, che lui con l'MD fai pezzotto, e faccio pezzotto l'MD, c'è proprio il genio proprio, ma a livello proprio incredibile, e invece non era stato così, ma l'LD è nata catena di supermercati che è stata acquistata dall'MD, che sarebbe l'MD versione nord, dici, ma lui è, è un nostro fratello, scusate, vicino o che è un nostro fratello, diciamo, del nord, praticamente, quindi LD, il mio pezzotto l'MD, che voglio dire, voglio tranquillizzare chi non lo sapesse, che ogni tanto ha potuto vedere LD, ma non è di famiglia, voglio trattatelo come uno di famiglia perché è un nostro familiare. José Calleon dice: ma mi nomini sempre, no? Ma da José Calleon, che tra l'altro mi fa piacere che ci sei perché non ti vedevo da un po', ma forse non commentare, no? Ci stai. José Calleon fa un'altra domanda, cioè che è una domanda bellissima da ridere. Cioè, ma sei stato mai bocciato? No, ma tu la domanda che mi la fai, cioè, ma sei stato mai promosso? Questa era la domanda. Perché io sono stato bocciato, secondo me, le stesse volte che sono stato promosso, no? Nel senso che io sono stato bocciato sulla carta, sono stato bocciato 5 volte. Tu cioè, mamma, quando alla stata pensando a casa, caro, no, 5 volte, però in effetti, secondo me, 5 volte, ma sulla carta, 5 volte, ma è come se fossero due.
sì, tu dici che chi 3 volte che fai? No, quelle altre 3 volte è stato perché mi sono ritirato. Allora mi sono ritirato 2 o 3 mesi prima, 6 mesi prima, e allora, cioè, come non è che posso considerarsi una bocciatura, no, ma ritiravi, non era una bocciatura. E quindi invece 2 volte, tra cui una, ma ricordo, sono stato bocciato, è caduto proprio, cioè sono andato fino all'ultimo. Non è che sono chiuso proprio fino all'ultimo, cioè sono chiuso fino all'ultimo, però magari in mese, nella stagione in inverno, 2 mesi sono chiuso, per esempio. E poi ci volevo recuperare tipo all'ultimo, e una volta mi ricordo mi è rimasto proprio in proprio perché c'è tabbo, anzi ho chiuso per un paio di mesi, però mi ha già recuperato. Quindi ho fatto un grande finale di campionato di scuola, però ce la facette, veramente bocciare, c'è tu, là mi ci metto poco male, una bocciatura e ci rimasi male, ma che probabilmente meritavo, perché comunque ne avevo fatto un cazzo tutto l'anno e volevo recuperare l'ultima tutta e giustamente questo c'è una cazzo, ecco. Vabbè, comunque mi sono mai pentito delle mie bocciature, perché faccio che sempre classe, ho conosciuto sempre gente nuova, quindi non mi... sono sempre stato contento delle mie bocciature, anzi, sono stato bocciato alle scuole superiori, che io sono andato in delle scuole, in una scuola, cioè no, in delle scuole, ma soprattutto in una dove sei tu a tutte ragazze, quindi a me quando venivo bocciato era quasi una felicità perché cambiavo gruppo di ragazze, no? Quindi conoscevo sempre ragazze nuove e quindi vi lascio immaginare la gioia della bocciatura. Perché sono stato furbo, cioè, hai fatto scuole femminili perché hai visto locale, a parte ho fatto le femmine ovviamente, poi si vengo bocciato pure cagno classe e conosco di femmine. Questa è la... E invece sì, tu stai nella scuola maschile, ma oggi cagni compagni, invece cagnavo compagne e quindi per me sono stato sempre scaltro in questa cosa della decisione della scuola. Vabbè, comunque, Antonio Viscardi, c'era qualche ulche, cito proprio, perché credo che sia qualche volta vieni a bar, un MD che pare un centro commerciale da mente di corso, però sicuramente perché sarà uno spettacolo, visitarlo, no? Perché veramente poi conosco pochi MD e un giorno farò, ma il mio sogno è fare proprio questi MD World Tour a Ruiveng, proprio là, proprio con via Sabu, no? Metta a visitare l'MD, facciamo spettacolino, là. Vabbè. Antonella Lella praticamente si trova a Milano a Giaia a fare spese, pozzi all'LD senza sensi di colpa. Bravissima, ha capito, vedo che Antonella Lella è una persona intelligente, ha capito la cosa, sì, tranquillamente aiuta. Se vi trovate veramente, capita un viaggio, qualcosa, non lo so, andate a Milano oppure andate, trovate LD, entrate tranquilli e sciolti come se fosse all'MD, anzi penso che avrete anche un trattamento diciamo, adeguato, no? Anzi caso mai con ci sto, ma io dico, vado all'MD. Credo che vi tratteranno bene, no? Per caso mai ci parliamo, ci facciamo telefonate e vi tranquillizzo questo punto di vista. Forza Zuricero Misciu si è fatta cartella, non hai visto per la tanta fame si è buffati scatolette di tunnel l'MD, ma oggi Misciu non è mai esistito, non è, secondo... Vabbè, Enzo P, perciò tutti siamo amici in coppa a Facebook, tu bagni di scuola, no, no, perché no, sì, qualcuno, ma non tutti. Alessio Enigma ci svela l'enigma, ci muscoli e merda. Ah, capo non muscoli, poi intanto mo mangi il patto che muscoli, vedo qualche oggetto non identificato che vola, che non è un muschile, gli faccio bu e invece sono pellecchi che volano, non si è capito questo fenomeno, volano certi piccole pellecchie qua, non lo so cosa sta succedendo a casa mia, sa l'MD mo sarà questo effetto dei prodotti LMD che si sta deteriorando, si deteriorano, no? E poi volano nella casa, non lo so, cazzo ci metti in testa. Comunque, Mario Tramontano diceva, c'era un bagno mi vitto, ha fatto un po' di già all'MD, ma guarda, che sta mia... no, però diciamo, quando non stavo ancora con mia moglie, ai tempi che tornavo, no, dai villaggi, e facevo, io a fare un tanto spesa, che poi non si diciamo, notavo la mattina, posso parlare di anni fa, notavo un via vai, di robe milf, cioè, che sa, dice, cazzo, ma, mi ricordo che era all'inizio, forse perché all'inizio l'MD era era come un nuovo locale, no? Che era una discoteca, no? Quando venivano a Varese, e ci si un bel via vai, effettivamente all'epoca, ma non lo so, mi guardi più. Cioè. Vabbè, comunque, José Caleone, ce lo puoi fare la nuova pubblicità del McDonald's? Non so quale sia, cioè, ho sospetti che sia quella là, ho fatto, ma ho fatto la creatura là, vai in da pizzeria, che cosa vuoi tu? È un Happy Meal, forse che è, non lo so se è quella là, comunque se
manna a mail, casomai su Facebook me la guardo e vediamo che si può fare. Comunque oggi si sono fatte le 22:41 e paziente del Reno, un'ora stravolata, stravolata. Oggi perché stasera siamo stati pure più del solito, non come tempo, perché oramai ci stiamo prolungando anche di più dell'oretta, molto piacevolmente, per carità, anzi, me ne accorgo manco io, velocemente ne parliamo, ci divertiamo, però no, ci sono state più persone, questo mi fa piacere, io non so, ma sarà merito vostro, sicuramente che comunque c'è magari va c'è la ditta a qualcuno, ha detto, stanno stronzo, uno si mette a frustrare, magari siete stato che mi avete fatto questa pubblicità, non lo so. E niente, voglio io, sincero, vaga, buona vaga, perché sono un po' in debito di ossigeno. E niente, voglio come al solito, vabbè, ma già anticipato che rimane esce sta Tug Life 99%, a meno che un Mind in World dove uscire. E poi da settimana ne esce nata, poco catastrofato sempre può uscire all'improvviso. E noi ci vediamo lunedì sempre a meno che non ci sia un avolo, ma non credo. Ci vediamo lunedì sempre alle 21:30, sempre qua. Ho link trovato come al solito a Facebook, che lo condivido prima delle 9:30. E che se voglio, saluto sempre con grande calore, proprio amore. Oramai è un amore per quelli là che sono in live dopo, perché veramente voglio, quelli sono proprio amanti, perché lui che veramente lo voglio bene sempre, come fosse quelli che se la vedono in differita, però pure avrete in live commentato, chi li là, pensate, ma tutti vanno loro, che non possono manco commentare, chi ci fa cazzo, sai, poi secondo ci scappa pure commenti, dice, ma e poi c'è cazzo facendo sui 4 no, allora io li apprezzo, li saluto veramente, li voglio bene, li abbraccio virtualmente, perché mi fa piacere sapere una live a rotta, è una cosa che a me fa proprio un grande piacere. Quindi voglio vi saluto per un bacione rosso veramente grandi e buonanotte. Voglio ci vedremo sempre a Facebook, sempre a YouTube, sempre a questi nostri canali. Vabbè, voglio, di nuovo, ciao.